È un danno sicuramente di immagine, i nostri turisti ci chiedono sicurezza e questa dobbiamo sicuramente garantirgliela nella totale completezza. La sparatoria in pieno centro a Jesolo è l'ultimo episodio violento che ha sconvolto l'intera comunità jesolana e non soltanto lo scorso martedì 26 luglio. Un'escalation di violenza che sta interessando ultimamente la città, che vive l'incubo della criminalità. La richiesta è sicuramente un attento controllo del territorio, un presidio costante, un presidio che non può essere a macchia di leopardo e non può essere limitato a poche unità che ci vengono aggiunte durante l'estate. L'impatto negativo sulle attività commerciali, sul turismo è inevitabile, ma quello che sciocca maggiormente è che a farne le spese potevano essere comuni cittadini e turisti che magari si trovavano di passaggio nel posto sbagliato al momento sbagliato quel martedì sera del 26 luglio, e cioè in Via Verdi, nelle vicinanze del locale Crazy Cocktails, dove è partita la sparatoria e poteva essere una strage. Proprio perché è avvenuto in zona centrale, in un orario poi in cui c'era molta gente ancora sulla strada, ci dà una doppia preoccupazione. Come si sentirebbe se fosse presente durante una sparatoria mentre passeggia per strada? È sicuramente qualcosa di spaventoso. È una brutta sensazione. Situazioni e sparatorie se ne vedono e se ne sentono anche in altri paesi. Succedono anche in Germania, ma sicuramente da turista non è una bella sensazione. Il pensiero è volato subito al fatto che comunque è un orario abbastanza ancora da passeggiata familiare e anche a noi capita di fare passeggiate in quell'ora. Tra l'altro è uno dei locali dove qualche volta mi servo, quindi ho pensato se fossi passato lì cosa sarebbe potuto accadere. Ecco. Per fortuna non è successo, però non è una cosa, posso ritenere che è una cosa circoscritta quantomeno, ecco, non è abbastanza diffuso, per fortuna questa è una cosa importante. Le forze dell'ordine sono intervenute praticamente nell'immediatezza. Alla luce di questo fatto così violento, l'Associazione Jesolana Albergatori chiede il riconoscimento di città balneare per avere a disposizione un numero maggiore di forze dell'ordine. Non siamo una piccola città, ma nel periodo estivo diventiamo una città importante.